Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Dicevo, ah, ah, ah. Si sente? Sì? Ok. Ah, 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 ok. Buonasera, benvenuti. Per me è molto importante essere qui oggi perché tutto iniziò per me nel 2004. Tutto, cosa vuol dire? Tutto iniziò il mio percorso nel jazz, nell'improvvisazione, nel cercare di capire questa musica, perché qui è nata la mia passione a Nuoro Jazz. Quindi ringrazio tantissimo tutta l'equipe dell'ente musicale di Nuoro che fa tantissimo per la Sardegna e perché ha creato tantissima passione e tantissimi musicisti. Quindi grazie e direi di fare un applauso a loro. E quindi era il 2004 e io ero studente al Conservatorio di Cagliari di contrabbasso e c'erano un sacco di amici che mi dicevano ma vai a Nuoro perché a Nuoro c'è un bel seminario di jazz, puoi incontrare tantissimi musicisti del continente, ma non solo, anche fuori, stranieri. E così è stato, la mia passione è cresciuta sino a portarmi a Parigi. Però adesso oggi sono di nuovo qua e abbiamo appena suonato un brano che si intitola Indomu, che io dedico al seminario di Nuoro Jazz. Dicevo, io sono andato a Parigi, ho cominciato a studiare lì, ho conosciuto altri musicisti, tra cui Julian Caetano al piano, Martin Varcherman alla batteria, Battista Erban al sax. E tra le varie cose che sono successe in tutti questi anni è successo che sono diventato papà di Margot, che adesso ha 1 anno e penso che stia dormendo lì dietro se non l'abbiamo svegliata. E quindi come fare a non dedicare un pezzo alla propria figlia? Quindi questa è la canzone di Margot. Grazie.